Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, ecco i titoli di questa edizione. Non c'è alcun segreto di Stato sugli atti riguardanti la tragedia di Ustica. Spegne le polemiche la premier Giorgia Meloni dopo l'intervista di Giuliano Amato che ha riaperto il dibattito su uno dei tanti misteri d'Italia. Strage sui binari a Brandizzo, ci sono 2 indagati, si tratta di un addetto di RFI e di un capo squadra di un'azienda esterna. La causa della sciagura costata la vita a 5 operai, tra questi 2 siciliani, sarebbe legata a gravi violazioni della procedura di sicurezza. Identificati e denunciati i responsabili dell'aggressione a un giovane motociclista al Parco Gioieni a Catania. Controlli a tappeto nella zona. Scatta il piano antirisse della prefettura nei luoghi della movida. Stupro di Palermo, emergono nuovi particolari nel rapporto che la vittima aveva con un membro del gruppo. Intanto è scontro tra difesa e accusa sui video della violazione sessuale del 7 luglio scorso ai danni della ragazza 19enne. Caronte e Tourist annuncia 71 licenziamenti dopo l'addio alle tratte per le isole minori. Preoccupazione alle Eolie. In 10.000 hanno ballato al ritmo di rap e funky alla Villa Bellini di Catania. Grande successo per gli Articolo 31, gruppo simbolo degli anni 90. Catania sconfitto all'esordio, al Massimino passa il Crotone per 1-0. Il tecnico Tabbiani, risultato viziato dalla sfortuna. Non c'è alcun segreto di Stato posto sui fatti di Ustica del 1980 e le esternazioni di Giuliano Amato sono solo deduzioni personali. Ma se l'ex Presidente del Consiglio ha materiale utile lo metta a disposizione. Spegne le polemiche così la premier Giorgia Meloni dopo l'intervista del suo predecessore che ha riaperto il dibattito su uno dei tanti misteri d'Italia. Maglio Viola. Non c'è alcun segreto di Stato sugli atti riguardanti la tragedia di Ustica. Nel corso dei decenni è stato svolto dall'autorità giudiziaria e dalle commissioni parlamentari d'inchiesta un lungo lavoro. Risponde così all'intervista rilasciata dall'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato a Repubblica l'attuale premier Giorgia Meloni. Secondo Amato è attualmente probabile che sia stato un missile lanciato da un caccia francese ad abbattere il DC-9 Italia nei cieli di Ustica il 27 giugno del 1980. Nel mirino dei francesi, con la complicità degli Stati Uniti, c'era il leader libico Gheddafi, ma qualcuno lo avvertì e lui non era sul MiG che venne abbattuto. Quella sera un missile colpì il DC-9 e adesso è il momento per i francesi di dire la verità, non ci sono più motivi di politica internazionale che lo impediscano. Negli anni anche il giudice Paolo Borsellino indagò su un aspetto di quella strage, il buco nero nei tracciati radar di Marsala, dopo la telefonata anonima di un naviere che raccontò che i tracciati c'erano e furono fatti sparire. Per la presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Amato ha detto una cosa ormai evidente ed acclarata, ed è una pioggia di richieste adesso che arrivano all'Italia perché faccia pressioni nei confronti della Francia per avere risposte. Solo sciocchezze per il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Italiana e oggi presidente dell'Associazione Verità su Ustica. Tricarico ha presentato un esposto alla Procura di Roma con allegati di documenti che dimostrerebbero invece che fu un atto terroristico, una bomba posta a bordo dell'aereo. Scenari inquietanti per il vicepresidente del CSM Pinelli, che chiede vengano resi pubblici gli atti sulla vicenda. Ma la premier spegne la polemica. Quelle di Giuliano Amato su Ustica sono parole importanti che meritano attenzione. Il presidente Amato precisa però che queste parole sono frutto di personali deduzioni. Chiedo dunque al presidente Amato di sapere se oltre alle deduzioni sia in possesso di elementi che permettano di tornare sulle conclusioni della magistratura e del Parlamento e di metterli eventualmente a disposizione perché il governo possa compiere tutti i passi eventuali e conseguenti. Operai travolti a Brandizzo, indagati i 2 sopravvissuti. La procura ipotesi di dolo. Dalle indagini trapela che ci sarebbero state importanti violazioni dei protocolli per il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni a svolgere le manutenzioni sui binari. Eva Spampinato. A poco più di 48 ore dal disastro ferroviario che ha causato la morte dei 5 operai della Sigifer, 2 erano siciliani, travolti da un treno in corsa a Brandizzo, nel torinese, la notte tra il 30 e il 31 agosto, la procura di Ivrea ha iscritto sul registro degli indagati 2 persone. Il primo degli indagati è Antonio Massa, 46 anni, l'addetto di RFI al cantiere in cui lavoravano le vittime. Il secondo, Andrea Girardin Gibin, 52 anni, il capocantiere della Sigifer
che si è salvato per miracolo perché ha intravisto i fari del treno in arrivo ed è riuscito a spostarsi sul secondo binario. Da superstiti della tragedia a sospettati di averla provocata. Le accuse sono di disastro e omicidio plurimo con dolo eventuale. I lavori sui binari della linea Milano-Torino sarebbero cominciati senza il nulla osta. Dalle prime indagini emergono delle gravi violazioni della procedura di sicurezza relativa al momento antecedente all'incidente, ha spiegato il procuratore di Ivrea, Gabriella Aviglione. Violazioni dei protocolli per il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni a svolgere le manutenzioni sui binari. E c'è una telefonata agli atti che potrebbe far luce sulle responsabilità. Una chiamata registrata fra l'uomo scorta di RFI Antonio Massa e il responsabile dell'ufficio movimenti di Chivasso. Nell'ultima conversazione si sente prima il rumore dei lavori, poi il frastuono del treno piombato sul binario 1 a 160 km/h e poi ancora le urla disperate. E, dicono dalla procura, in queste conversazioni non c'è l'autorizzazione di Chivasso. Le 5 vittime stavano per iniziare la sostituzione di alcune rotaie quando il treno in transito gli è piombato addosso, uccidendoli sul colpo. Aggressione al Parco Gioieni di Catania, sono stati identificati 2 presunti responsabili che nella notte tra sabato e domenica scorsi hanno pestato un 18enne catanese. È stato il video social a inchiodare i 2 bulli. Intanto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in prefettura, pianifica nuove misure per contrastare questi atti di violenza. Anche i cittadini chiedono maggiori controlli. Emanuela Corsi. Sono stati identificati e denunciati i 2 presunti responsabili dell'aggressione avvenuta nel Parco Gioieni di Catania. L'episodio si è verificato tra la notte di sabato e domenica scorsi in via Albertone Matteo. Un giovane, come vediamo in queste immagini amatoriali, che si trovava a passare con la propria motocicletta, è stato colpito, fatto cadere dal mezzo e picchiato selvaggiamente. Il tutto senza alcun apparente motivo. La scena ripresa è finita subito sui social, diventando virale. Sono state proprio queste immagini a permettere agli investigatori del commissariato Borgognina di inchiodare i 2 bulli. Si tratta di 2 giovani catanesi incensurati di 23 e 20 anni, adesso indagati in concorso tra loro per il reato di lesioni personali aggravate. A seguito dell'aggressione, la giovane vittima di soli 18 anni era stata trasportata presso il Policlinico di Catania per traumi contusivi multipli. Proprio il tema della sicurezza è stato al centro della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto pochi giorni fa in prefettura a Catania. Nel corso del vertice interforze è stato concordato di concentrare ulteriormente l'attenzione sulle aree dove si sono registrati episodi di minacce e risse, nonché quelle a maggiore incidenza di spaccio, e di incrementare la visibilità della presenza delle forze dell'ordine sia per prevenire fenomeni criminosi sia per rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini. I fatti di cronaca di recente, di violenza urbana di Palermo e di Catania sollevano la questione della sicurezza urbana, in particolare la sicurezza delle fasce più deboli della popolazione, che sono i minori, gli adolescenti. L'altra cosa è collegata ai consumi di alcol nei confronti dei minori, agli orari di somministrazione dell'alcol. Bisogna fare degli interventi molto severi su questa questione, perché è una questione, ripeto, non solo di tipo commerciale, è una questione sociale. Nel corso del comitato è stato anche avviato un attento monitoraggio di occupazioni arbitrarie abusive, non solo nell'ambito del comune capoluogo, ma anche dell'intera area metropolitana, coinvolgendo i sindaci dei comuni, allo scopo di individuare immobili dismessi o in stato di abbandono che potrebbero essere suscettibili di eventuali occupazioni abusive oppure teatro di episodi di violenza. E scontro tra difesa e accusa sui video della violenza sessuale del 7 luglio scorso ai danni di una ragazza 19enne. Per gli avvocati del branco i video sono brevi e parziali, per l'accusa sono invece inequivocabili. Intanto emergono nuovi particolari nel rapporto che la vittima aveva con un membro del gruppo. Sentiamo. Una linea comune, quella degli avvocati del branco di Palermo, i 7 ragazzi che hanno stuprato lo scorso 7 luglio una 19enne. La partita della difesa in questo momento si gioca tutta sui video. Per il momento gli avvocati dei 7 ragazzi ne hanno potuto vedere solo 2, in cui si vedrebbero 5 appartenenti al branco accanirsi sulla ragazza. Immagini che, secondo i magistrati, sebbene non rappresentino l'intera evoluzione della violenza sessuale, conterrebbero però numerosi elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria. Non la pensano così però
però i legali degli indagati, che invece considerano i filmati troppo parziali e di breve durata. Nel frattempo emergono nuovi particolari sul legame che la vittima aveva con un membro del branco, il leader, colui che ha organizzato tutto e ripreso anche in parte la violenza. In passato ero molto legata a lui, anzi ne ero innamorata, ha detto la vittima agli investigatori, perciò mentre lo guardavo mi veniva da chiedermi perché mi stesse facendo questo, c'era un rapporto pregresso tra noi. Su Instagram intanto la vittima continua a scrivere e a polemizzare con diversi utenti che l'accusano di essere stata consenziente al rapporto. Vi denuncio tutti per diffamazione, ha scritto la 19enne. Volete fare per caso compagnia ai vostri amichetti? Ieri nuova manifestazione di solidarietà a Palermo, questa volta a sfilare ci sono anche gli uomini che dicono no alla violenza sulle donne. Si contano ancora i danni causati dall'incendio all'aeroporto di Catania. Per Assoesercenti si calcola una perdita media di oltre il 45% di fatturato per le aziende. Il presidente Politino si aggiunge al coro di chi chiede un cambio ai vertici della SAC. Lorena Dolci. Una perdita media di fatturato di oltre il 45% è la stima calcolata da Assoesercenti in base a un questionario sottoposto alle imprese della filiera turistica danneggiata dall'incendio all'aeroporto di Catania. Un quarto, fra strutture ricettive, hotel, B&B, bar, ristoranti, agenzie di viaggio, lamentano perdite di oltre il 70%. Ma a leccarsi le ferite sono anche bar, ristoranti, pizzerie che hanno registrato un calo del fatturato di oltre il 60%, senza calcolare l'indotto fra taxi e agriturismo. Tutti colpiti dalla chiusura parziale dello scalo per 3 lunghissime settimane, una stagione turistica rovinata. È un dato allarmante che impone una riflessione su 2 aspetti fondamentali. 1, su come è stata gestita l'emergenza e 2, su come può intervenire la politica. In questo senso esprimiamo piena vicinanza alle posizioni che sono state assunte dal sindaco di Catania Enrico Trantino, ma auspichiamo soprattutto che la politica, piuttosto che occupare posti di potere senza tenere conto delle vere competenze delle nomine, possa individuare nella nomina di enti importanti come la SAC figure manageriali che abbiano le competenze dovute per poter svolgere questo ruolo. Assoesercenti chiede alla Regione di stanziare indennizzi a fondo perduto per le imprese, fondi che potrebbero essere integrati dalla SAC con una parte degli utili di gestione. 115 dei 237 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa verranno trasferiti questa sera con un traghetto che all'alba di domani arriverà a Porto Empedocle. La polizia nelle prossime ore comincerà a smistare in piccoli gruppi i migranti che su disposizione della prefettura di Agrigento verranno poi accompagnati all'hub di Catania. Caronte e Turis annunciano 71 licenziamenti dopo l'addio alle tratte per le isole minori. Dalle Eolie c'è preoccupazione mentre la Regione si muove per assegnare servizi di collegamento navale attraverso una procedura negoziata. Francesco Triolo. Dal 30 settembre Caronte Tourist Isole Minori non eserciterà più i collegamenti da e verso le isole Eolie, le Egadi e Ustica ed è pertanto costretta al licenziamento collettivo di tutto il personale alle proprie dipendenze che vi è attualmente adibito. Così la compagnia di navigazione messinese ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per un totale di 71 dipendenti, 8 comandanti, 4 primi ufficiali, 3 secondi ufficiali, 7 direttori di macchina, 7 nostromi, 23 marinai, 4 giovani di coperta, 4 mozzi, 8 operai motoristi e 3 comuni di macchina. La vicenda nasce dal sequestro delle 3 navi traghetto Elga, Bridge ed Ulisse ritenute non conformi al trasporto di persone a mobilità ridotta. Una tesi questa sempre respinta dall'armatore. Una situazione che preoccupa non poco alle isole Eolie. Gli albergatori hanno evidenziato come il braccio di ferro tra Regione e Caronte Tourist sui collegamenti marittimi con le isole minori rischia di stritolare le fragili economie locali e hanno chiesto un incontro urgente con il Presidente della Regione e l'assessore Aricò. La risposta della Regione è stata l'avvio dell'iter per assegnare i servizi di collegamento navale per le isole minori attraverso una procedura negoziata. 4 i lotti previsti, il primo riguarda le isole Eolie, ha un importo complessivo di 33.600.000 euro, il secondo per le Egadi ammonta a circa 14.800.000 euro, il lotto relativo ai collegamenti con Pantelleria ha un importo di circa 24 milioni di euro, mentre l'ultimo per Ustica di circa 15 milioni e mezzo di euro.
Tanti docenti di sostegno sono precari, è una situazione che penalizza prima di tutti gli studenti che ne hanno diritto perché in condizioni di difficoltà. Lo sfogo di un insegnante di Gela diventa virale. Gerry Italia. Scusami se non ci sarò, anche se non è colpa mia. Inizia così il lungo post che Denise, giovane insegnante di sostegno, ha voluto idealmente scrivere a tutti quei bambini che all'inizio di questo nuovo anno scolastico non rivedranno i loro insegnanti a causa di un sistema scolastico incongruente e spesso ipocrita che non riesce a dare continuità all'insegnamento. Il post di Denise si è trasformato in brevissimo tempo nella voce di tantissimi altri docenti in Italia che si trovano in questa situazione, un purgatorio che non dà loro certezze e danneggia alunni e famiglie che si trovano già a sostenere situazioni di difficoltà. Purtroppo ci sono tantissimi insegnanti nelle mie stesse condizioni e che vivono il precariato con demotivazione e frustrazione. Purtroppo al giorno d'oggi nessuno si sta prendendo la responsabilità di cambiare la situazione. Solo nell'ultimo anno, secondo i dati di Orizzonte Scuola, dei circa 186.000 docenti di sostegno, soltanto poco più di 80.000 avevano un contratto a tempo indeterminato, mentre il resto rimane precario. Questa mancanza di stabilità, sia per gli studenti che per i docenti, non fa altro che minare la qualità dell'istruzione offerta e la capacità di offrire un supporto efficace agli studenti che più ne hanno bisogno e che spesso sono costretti a rivolgersi a professionisti privati. Il precariato porta inevitabilmente a una condizione di disagio i bambini con disabilità, e dopo i sacrifici che sono stati fatti per raggiungere, un grado di professionalità e di formazione non indifferente, è brutto che non si riesca poi veramente a metterli in pratica a causa di questo problema. Il post di Denise in pochissime ore è diventato virale, centinaia di condivisioni anche da parte di personalità in vista nel mondo della scuola, segno tangibile che la questione è una ferita aperta da suturare e far guarire il prima possibile. Catania Summer Fest, in 10.000 ieri sera alla Villa Bellini per il concerto degli Articolo 31. Il duo rap, simbolo degli anni 90, ha fatto scatenare il pubblico con i loro intramontabili successi. Eva Spampinato. Non si è fatta attendere per gli Articolo 31, il gruppo rap simbolo assoluto degli anni 90. Un urlo esploso dai 10.000 della Villa Bellini, arrivati da tutta l'isola per sentire dal vivo J-Ax e DJ Jed, ricongiunti dopo una separazione durata 17 anni e adesso di nuovo insieme a far rime e saltare sul palco. L'intera generazione è cresciuta ascoltando l'italiano medio, Tranchi Funky, La mia ragazza Mena, 2030, così com'è, Oi Maria, Domani. Brani racchiusi in 9 album pubblicati dal 1990 al 2006. Gli Articolo 31 inaugurano con un pienone il mese finale degli spettacoli del cartellone Catania Summer Fest, che per tutta l'estate ha trasformato la Villa Bellini nel cuore pulsante della musica dal vivo in città. Cercando la felicità, sopra sta terra. Grazie Catania. Adesso una breve pausa, torniamo tra poco con lo sport. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Il Catania ha perso all'esordio, negli occhi resta il gran primo tempo e il pienone del Massimino. Rossazzurri sfortunati ma anche poco cinici. Il Crotone così porta a casa i 3 punti. Sul mercato Silvestri e Deli puntellano un gruppo di qualità. Marco Carli. Tarbiani l'aveva definito una partita a sé stante, con un gruppo che deve giocoforza affinare la conoscenza nelle gare ufficiali. Per certi versi è stato così. Catania e Crotone, al di là della sconfitta immeritata, ha offerto vari spunti, una squadra che ha già delle buone trame, un primo tempo ottimo, una ripresa in calo, 3 legni e una formazione, quella calabrese, che al netto della sfortuna rossazzurra ha dimostrato che certe volte in C bisogna essere utilitaristici. Però a fine primo tempo il pubblico si lustrava agli occhi per un Catania che ha costruito, sospinto da un ottimo Chiricò. Da capire se in attacco ci saranno i numeri, intesi come gol, che legittimino le speranze di primato. Si vedrà, intanto c'è la certezza del pubblico, i quasi 20.000 del Massimino. C'è un entusiasmo contagioso in questa bellissima città che oggi è Catania, è uno spettacolo ovviamente per chi ama il calcio e per chi ha a cuore la passione del tifo.
Sono molto contento della risposta che i tifosi hanno dato in questa campagna abbonamenti. Grande il numero dei supporter che si sono abbonati, ce l'aspettavamo, perché Catania è una piazza straordinaria. La partita dice che la scelta di Rizzo per la Dinetti dall'inizio ha pagato. Il Catania gioca un gran primo tempo, costruisce e come detto colpisce 2 pali, il primo con Rapisarda, forse un po' fortunoso ma che fa urlare al quasi gol, e poi con Zammarini al culmine della migliore azione della gara, ispirata da Chiricò e conclusa appunto dalla mezzala. Nella ripresa il Catania cala ma resta vivo e con Di Carmine sfiora la rete proprio poco prima del vantaggio calabrese con Tribuzzi. I rossazzurri subiscono il colpo ma nel finale hanno altre occasioni, colpiscono l'ennesimo legno con Chiricò e mancano un gol che sembrava già fatto con Curado. Dalla prossima ci sarà Silvestri, colpo importantissimo per la difesa. A centrocampo è fatta per Deli, Chiricò intanto con fiducia traccia la strada per il futuro. Sapevamo di affrontare un Crotone molto ben messo in campo, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e penso che ce la giocheremo contro tutti. 17 seggiolini distrutti nelle curve dello stadio Massimino di Catania dopo la prima partita di campionato di Serie C contro il Crotone. Un bilancio poco edificante nella struttura appena riconsegnata dopo i lavori di riqualifica che hanno riguardato il manterboso, gli spogliatoi, la sala stampa e appunto la presenza dei seggiolini posizionati anche nelle curve. Il sindaco trantino esprime il suo rammarico attraverso i canali social. E per stasera dal TG Sicilia è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.